Un dolce della mia infanzia, un dolce che si prepara con soli 3 ingredienti, che è tipico della tradizione siciliana e vi consiglio di provare in questa stagione perché si realizza con gli agrumi. È un ottimo modo per consumare arance, mandarini, clementine, soprattutto se le avete nel giardino, se siete fortunati come me che ho queste bellissime arance rosse. Intanto salutiamo tutti gli amici che stanno collegando, facciamo vedere questa arancia, vediamo un po', guardate che colore. Bellissima, ha un colore ammaliante, io adoro queste arance, le arance sanguinelle siciliane. Possiamo utilizzare arance di ogni tipo per questo dolce, ma tanti altri Sì, di ogni agrumi. tipo, però aspetta, quelle dolci dolci che si chiamano arance vaniglia, no, lo sconsiglio, devono essere arance amare, quindi possono essere arance bionde oppure arance rosse. Spremuta ultimata. Ci siamo portati avanti per non farvi aspettare molto, quindi abbiamo già un bel boccale di spremuta, dobbiamo ottenerne 1 litro, ovviamente va filtrata. E ce l'abbiamo fatta perché, ecco, giusto per un qui. pelo, ecco un qui, litro, 1 litro. esatto. Intanto salutiamo tutti i nostri amici e chiediamo loro di farci sapere cosa hanno gustato per cena. Noi oggi abbiamo provato anche una nuova ricetta con le patate che abbiamo messo al forno con tutta la buccia. Il risultato lo potete vedere già sulla pagina Vivo Mangiando, ma poi prossimamente vi mostreremo anche tutta la ricetta. Ma ritorniamo a parlare della preparazione di questo dolce che andrà consumato freddo e quindi non questa sera, domani. Però avevamo voglia di preparare. Beh, va preparato stasera per domani, quindi ci siamo, è perfetto, no? Domani mattina possiamo già gustarlo a colazione oppure poi durante l'arco della giornata a merenda. 90 grammi di amido. Io scelgo l'amido di grano perché mi piace il risultato che si ottiene, secondo me molto più fine al palato, però se preferite quello di mais fate pure. 90 grammi. Adesso aggiungo un po' di succo che mi serve solo per sciogliere l'amido, quindi ne aggiungo poco, così mi accorgo se rimangono grumi. Ovviamente preparare questo dolce con le arance sanguinelle, guardate qua che bello, vedrete poi anche dopo la cottura che colore acceso, vivo avrà questo dolce, molto molto ammaliante. Allora, Fabio ha mangiato mezze maniche con broccoli, salsiccia e pecorino. Ottima ricetta. Se volete fateci sapere anche da dove ci state seguendo in questo momento. Noi naturalmente vi portiamo i nostri saluti dalla Sicilia, dalla nostra bella Sicilia. Dai, Valentina, abbiamo già un saluto da Costa Rica. Ma dai. Chissà se conoscono questo dolce della tradizione siciliana che noi abbiamo provato più volte e amiamo farlo con tutti i tipi di agrumi. Sì, intanto concentriamoci qui. Ho sciolto l'amido, come vedete non c'è più alcun grumo, questo è importantissimo perché se non si tolgono adesso sarà difficile farlo dopo. Dunque cremina perfettamente liscia, amido ben sciolto. Vado ad aggiungere 200 g di zucchero, che possono sembrare un bel po', però purtroppo le arance sono un po' aspre, quindi in questo caso lo zucchero è necessario. Se per esempio avete dei mandarini, volete realizzare lo stesso dolce identico con i mandarini, in quel caso basterà metà dose di zucchero, 100 grammi o 90 grammi, e il dolce sarà comunque ottimo perché i mandarini sono dolce già di loro. Facciamo sciogliere un pochettino e poi aggiungiamo tutto il restante succo e possiamo subito andare sul fuoco. Intanto i nostri amici ci stanno salutando da più parti d'Italia, anche dall'estero. Abbiamo Ema dalla Germania, Carlottina da Catania, Giuseppa da Palermo, Maria Rosaria da Napoli, Giovanni da Brescia,
e Lorenza da Isnello, Borgo del Palermitano, che fa Bellissimo. parte del circuito Bella Sicilia. Salutiamo tutti gli amici quindi di Isnello, che presto andremo a trovare con Guarda il che team colore. di Bella Sicilia. Intanto guardate che colore, non ci sono coloranti, ve lo assicuriamo. Avete visto poco fa le arance? Lolli ci saluta dalla Spagna, da Madrid. Tra l'altro sono arance biologiche. Possiamo già andare ai fornelli. Andiamo ai fornelli. Accendiamo. Fiamma media. Adesso è importante mescolare di continuo, come quando si fa la crema. Ci vorranno pochi minuti di cottura. Una cosa fondamentale per non sbagliare è aspettare l'ebollizione. Quindi non spegniamo prima di vedere almeno le prime bolle e mescolando sempre. E durante l'attesa noi leggiamo i vostri messaggi. C'è Angela che ci saluta da Reggio Calabria e ci fa i complimenti, siete bravissimi. Dai, io ho solamente Grazie. spremuto le arance. Eh sì, ha fatto anche lui la sua parte. Salutiamo Serena, ciao. E poi Lorenza. Abbiamo Daniela da Reggio Emilia. Non so quanti di voi hanno provato questo dolce della tradizione siciliana. Vi assicuro che è buonissimo. Si può fare con gli agrumi che preferite, anche mettendone insieme tipologie diverse, ovvero arance e mandarini insieme, per mettere anche così meno zucchero, no? Perché appunto il mandarino porterà più dolcezza delle arance. Oppure solo mandarini, oppure solo arance, come sto facendo io. E poi c'è anche il gelo di limone. Quello lì davvero richiede un bel po' di zucchero, perché ovviamente i limoni sono molto molto aspri, però è interessante anche in quel caso il risultato. Giovanni intanto ci comunica che ha fatto per la cena di oggi polenta con broccoli. Daniele ci saluta dalla Bulgaria. Vi ricordiamo che c'è anche il gruppo di Cibo Doc su Facebook, c'è anche il gruppo di Vivo Mangiando, dove potete postare i vostri piatti, le foto, i video e quindi scambiarci anche qualche idea direttamente su come preparare piatti saporiti ma anche facile da preparare. Da Trani in Puglia, Viola ci scrive: in Sicilia la gastronomia è un'arte arricchita dalle varie culture che i vari dominatori hanno apportato. E sì, è vero. Pensate, in ogni angolo della Sicilia ci sono delle tradizioni diverse. Spesso basta spostarsi di poche decine di chilometri per trovare dei piatti diversi da un'altra zona della Sicilia. Ciao Blanca. Allora, questo è un momento magari più noioso perché bisogna aspettare qualche minuto. Sì, ma tra poco diventerà interessante perché andrà a cambiare la consistenza, ma soprattutto il colore. Adesso sembra un po' pallidino, sbiadito, invece tra poco diventerà di un rosso molto vivace e soprattutto verrà fuori un profumo incredibile, invitante. Parliamo di un dolce molto genuino perché c'è qualcosa di simile, no? La gelatina di arancia, ad esempio, in quel caso si mette la colla di pesce. Invece quello che mi piace di questa ricetta è l'utilizzo dell'amido. È un dolce che si conserva tranquillamente per 3 giorni in frigorifero, quindi ne possiamo fare le dosi che vogliamo, andrà a ruba. Solitamente piace anche ai bambini se amano la frutta. E poi è anche un fine cena, addirittura considerato come una sorta di digestivo. E vi posso assicurare che nonostante sia inverno, magari uno tende a pensare che sia preferibile un dolce caldo, ecco il gelo con la sua freschezza risulta ugualmente piacevole perché è come mangiare la frutta. D'altronde c'è tutto il succo dell'arancia. Ottimo, allora Valentina, qualcuno si è collegato proprio in questo momento, Angela. Salutiamo intanto Giovanna che scrive siete garbatissimi anche nei commenti. Grazie. Allora Angela ci chiede cosa stiamo cucinando, lo ribadiamo così per tutti gli amici che si stanno collegando proprio in questo momento per questa live, che poi troverete sempre salvata quindi in pagina. Vi ricordiamo sempre di condividere
il video e No, lasciare sempre un like. Ricordiamo anche un dettaglio importante per chi in questo momento non ha voglia o la possibilità di seguirci fino alla fine. Insieme a questa diretta abbiamo già inserito un link con la ricetta scritta e quindi all'interno di quell'articolo, cliccando sul link, potrete vedere già il risultato finale, le dosi, tutta la spiegazione. Quindi insomma, se non volete rimanere con noi, ma noi speriamo invece di sì, che vi faccia piacere, potete già trovare tutto quanto sulle nostre pagine, sul canale YouTube Vivo Mangiando e sul blog vivomangiando.it, cercando gelo di arance siciliano. Intanto Antonio ci chiede, mi mandate un saluto? Dai, Valentina, Certo saluta, che saluta sì. Antonio. Ma certo, ciao Antonio. Non so da dove ci sta seguendo Antonio, comunque lo salutiamo. Maria ci chiede cosa stai cucinando, ecco, stiamo mescolando. Purtroppo siamo in diretta, o meglio, siamo felici di essere in diretta, ma non possiamo velocizzare i tempi più di quanto lo stiamo già facendo. E quindi dobbiamo aspettare il tempo della della cottura. cottura. Ma mancano ormai pochi minuti. Allora ricordiamo quindi a Maria che stiamo preparando il gelo di arance. Ci saluta Lucy dalla Germania. E poi dice Maria, perché non vi fate vedere? Vorremmo tanto conoscervi. Dai, ci stiamo organizzando anche per farci vedere, magari per far vedere Valentina, così io potrò aiutarla nelle riprese. Nelle prossime dirette magari cercheremo di farci vedere un po'. Sono curiosi i nostri Sono curiosi, amici. ma noi preferiamo sempre mettere in primo piano, in risalto il cibo, perché questa è la passione che ci unisce.